noi stiamo organizzandoci per partire il 1° per fare le televisite, cioè abbiamo detto ai nostri specialisti, abbiamo creato un sistema ovviamente di agende a parte, siccome noi nel 14.625 abbiamo 7.751 visite di controllo, tutte le visite di controllo saranno fatte in telemedicina, in televisita. Quindi come funziona? Funziona così, allora i cittadini, che noi abbiamo la lista ovviamente di cittadini che aspettano purtroppo queste visite, saranno chiamati dai nostri CUP, gli verrà data, concordata con loro la visita, quindi guardi che il nostro medico la chiamerà alle 8 di sera o alle 6 di sera o anche alle 10 di sera, voglio dire, perché il medico che è di guardia, il cardiologo, può fare la visita anche alle 10 di sera. Quindi il cittadino si fa aiutare dal nipote, è semplice, gli sarà dato un link, si mette in contatto, dice allo specialista cosa ha, fa vedere, legge i suoi esami, gli fa vedere eccetera, lo specialista gli dice già a voce cosa deve fare e poi gli arriverà anche sulla sua posta email il referto, quindi di questa visita, per cui il cittadino, poche parole, anche tenuto conto che la maggior parte delle visite di controllo sono fatte da persone anziane che hanno pluripatologie, non serve che arrivino nei nostri ambulatori con il caldo, devono utilizzare il figlio per portarli eccetera, andiamo a ridurre, come dicevo, del 50% le visite in questo modo.